Buonasera, benvenuti a questa nuova puntata dell'Analisi. Oggi abbiamo in studio con noi Cristiano Compostu della lista Indipendenza per la Sardegna Soberania, benvenuto. Compostu è capolista al Senato, mentre il capolista alla Camera della lista Indipendenza per la Sardegna è invece Giuseppe Carboni. Allora, Soberania Compostu è un'aggregazione tra la Sardegna Nazione, il suo partito, e il movimento che è un po' sommariamente, ma anche per comodità, definiamo quello dell'Anti-Italia delle partite IVA. Qual è il senso politico di questa aggregazione? Ma questa volta è successo che sono state le categorie produttive, cioè appunto le cosiddette partite IVA, ad individuare un ambiente politico in cui concretizzare le loro aspirazioni e le loro mobilitazioni e hanno scelto come ambiente politico normale per loro l'ambiente dell'indipendentismo. Ecco da dove nasce questa alleanza, che un po' nasce da quella che è stata la scuola della consulta rivoluzionaria, che questa lista non è la consulta rivoluzionaria, ma comunque sicuramente viene da quella scuola. E abbiamo rovesciato praticamente il rapporto che c'è tra istituzioni politiche o movimenti politici e la gente e le categorie. Questa volta sono state le categorie che sono state protagoniste in questa proposta che noi chiamiamo proposta sociale e politica, che coinvolge una parte dell'indipendentismo che è appunto rappresentata dalla Sardegna Nazione. Altri movimenti indipendentisti, ad esempio Manca Progress, hanno avviato una campagna per l'astensione. IRS sembra snobbare queste consultazioni politiche, anche Sardegna Libera di Claudia Zuncheto ha scelto di non presentarsi. Sbagliano loro? Sicuramente noi stiamo facendo ciò che riteniamo giusto, poi se loro ritengono giusto fare l'astensione la facciano pure. Noi preferiamo restare in trincea, preferiamo dare ai sardi uno spazio di libertà anche nella scheda, in quelli che non vogliono riconoscere, in quello che per noi è un finto scontro tra centrodestra e centrosinistra, ci sarà il nostro simbolo che raccoglierà i voti della dignità, di quelli che non vogliono tirarsi indietro ma che vogliono comunque rimanere in trincea. Ecco, come pensate di convincere gli elettori a non scegliere i partiti che voi chiamate italianisti? Perché noi siamo candidati liberi, al contrario dei candidati dei partiti italianisti che sono candidati prigionieri, sono praticamente sotto padrone. Hanno scelto di essere sotto padrone e dovranno obbedire a quel padrone, non dovranno obbedire al popolo sardo, come del resto già è successo, altrimenti non si capisce il disastro a cui hanno portato la Sardegna. Questi signori che sono candidati nelle liste dei padroni, dei potentati politici italiani, si sono messi in lista in ordine di fedeltà, il primo il più fedele, il secondo il meno fedele e così via di seguito, e dovranno per forza rispondere al loro padrone e non certamente alle esigenze della Sardegna, come del resto è successo dopo le primarie. Abbiamo visto che si sono votate le primarie, ma poi chi ha deciso le liste sono i padroni italiani. Ultimamente il vento indipendentista sembrava però aver accarezzato trasversalmente anche la classe politica sarda sull'onda delle battaglie con il governo. Sulla vertenza entrate, ad esempio, si sono scatenati un po' tutti. Ora però sembra rientrato tutto. Hanno prevalso gli interessi personali? No, noi riteniamo che ci sono delle battaglie che si muovono in diversi ambiti. Cioè, quando una battaglia all'interno dell'ambito nazionale, come per esempio la battaglia sul nucleare oppure la vertenza sulle entrate, quella deve coinvolgere tutta la nazione indipendentemente dallo schieramento politico o di partito. Cioè uno entra nella battaglia per il nucleare in quanto appartiene a questo popolo, perché non è che il nucleare oppure la vertenza entrate riguarda soltanto gli indipendentisti o solo la classe operaia, riguarda tutti i sardi in quanto sardi. Quindi ci sono degli ambiti in cui bisogna muoversi. Adesso noi ci stiamo muovendo nell'ambito dello scontro tra sistemi politici, cioè il sistema politico dei partiti italiani che ha portato a questo disastro, e c'è un altro sistema politico alternativo che noi riteniamo di rappresentare. Che valenza ha per voi la mozione sull'indipendenza che per la prima volta è stata discussa in Consiglio regionale? Certamente è un risultato che è dovuto anche alla nostra azione e alla nostra presenza politica. È stato un momento in cui ha costretto i partiti che sono all'interno del Consiglio regionale, che riteniamo il governo della Sardegna, a pronunciarsi, cioè li ha fatti venire allo scoperto e si è visto chi davvero stava lì dentro per rappresentare il popolo sardo e chi invece doveva rispondere semplicemente a dettami di partito e quindi rimanere allineato e coperto.
non pensa che la frantumazione del movimento indipendentista, dell'universo indipendentista e l'assenza di un leader riconosciuto sia uno dei maggiori ostacoli per voi? Qualcuno direbbe popos locos equal unibus. Ma non penso che sia così, perché ci chiedono a noi di unirci continuamente perché non vi unite. Poi ci siamo anche uniti e non ci hanno votato. L'esperienza di Olbia e di Cagliari è stata chiara, cioè qui abbiamo presentato una lista in cui c'erano tutti i movimenti indipendentisti, come a Cagliari lo stesso. Poi il problema è che a me sembra una scusa questa, ma come mai lo chiedono a noi di unirci e non lo chiedono ai partiti italiani? Ci sono 20 partiti italiani, come mai i partiti italiani non hanno un loro leader e non hanno un unico partito? Cioè no, l'ambiente che noi rappresentiamo, quello del nazionalismo sardo, non è un partito da mettere nella giaculatoria dei partiti insieme ai partiti italiani, PD, PDL, eccetera, eccetera. Non è così, cioè è un altro universo e all'interno di quell'universo ci possono essere delle diverse sfaccettature come ci sono del resto all'interno dell'universo italianista. Considera, questo argomento è entrato di prepotenza diciamo, nella campagna elettorale, considera i nuovi piani del Qatar per la Costa Smeralda un tentativo di colonizzazione? Ma guarda, io non credo che sia così. I tentativi di colonizzazione possono venire sia dal Qatar sia da multinazionali italiane, cioè o da capitali italiani. Cioè il Qatar qui sta entrando sulla proprietà, ma mica sulla sovranità. La sovranità rimane nelle mani del popolo sardo, del governo della Sardegna, per quello che è, diciamo, perché è in sudditanza verso lo Stato italiano. Quindi che sia proprietaria una società che appartiene allo Stato del Qatar o che appartiene alla Fiat, alla fine non è che cambia niente. Quello che cambia è che qui bisogna rispettare quelle che sono le prerogative e le proprietà di un popolo. Cioè Razza di Jung non è edificabile per il Qatar come non lo era edificabile per i vecchi proprietari della Costa Smeralda. Tutto qui. Oggi la Nuova Sardegna pubblica un commento direi feroce di Marcello Foris su questa operazione. Foris dice che la Sardegna è ridotta ormai a un cesso, una latrina elettorale del centrodestra gestita da pigri custodi del centro-sinistra, e dice anche che dopo l'ennesima ubriacatura del mattone arriverà sempre solo la fame nera. È d'accordo? Sì, ma Marcello Foris dovrebbe rendersi conto che lui fa parte di quel sistema. Cioè non è che si accorge adesso che l'uccellino se n'è già volato, non è così. L'uccellino bisognava acchiapparlo prima che se ne volasse, che spiccasse il volo. Anche Marcello Foris fa parte di quell'intellettualità, fa parte di quell'intellettualismo organico che chiamava Mannuzzo e così via, e che è servito come supporto teorico e intellettuale a questo sistema. Cioè non è che si sveglia adesso, cioè tutto è frutto anche di un supporto di carattere intellettuale. Senta, davvero centro-sinistra e centrodestra per voi sono la stessa cosa? Anche il movimento di Grillo, ad esempio, sta distante dalle alleanze, interessati come lui, qualcosa che vi unisce al Movimento 5 Stelle? Ma no, assolutamente. Grillo è un altro partito italiano come gli altri, che sta venendo in Sardegna semplicemente per prendersi voti e portarli in dote al potentato Grillo, che comunque sta sempre fuori dalla realtà sarda. Cioè non è che i sardi non avrebbero preso sonno se non fosse nato il movimento Grillo, il movimento Ingroia, tutti questi che ci sono nuovi. Sono tutti movimenti che sono nati per esigenze di genesi maturate altrove. Qui la Sardegna è un altro pezzo del mondo, cioè che ha una sua cultura, che ha un suo metabolismo politico e culturale, che matura le sue proposte. Noi siamo figli di questa maturazione, di questi codici e di questo metabolismo intellettuale. Loro sono sempre degli estranei. Qualcuno l'altro giorno nel giornale ha detto che questi arrivano puntuali come le zanzare, solo che le zanzare vanno a succhiare il sangue e questi vengono puntualmente qui per succhiare voti. Tutto non serve ad altro la Sardegna, è semplicemente un piccolo serbatoio di voti che serve per completare gli scontri e le guerre che si fanno altrove. Senta, indipendentista è anche il Partito Sardo d'Azione, che però una scelta di campo l'ha fatto, governa oggi con il centrodestra a livello regionale e anche in altri enti locali. È stato un errore, mi dà un giudizio velocemente sull'operato di questa coalizione di governo? Ma il Partito Sardo è sempre una creatura di questo popolo. Cioè se esiste in Sardegna vuol dire che in Sardegna ci sono dei sardi, dei figli della Sardegna che ritengono che il Partito Sardo debba esistere. Cioè il Partito Sardo rappresenta
ed interpreta un tipo di rapporto tra la realtà sarda e quella che è la realtà politica espressa ed organica allo Stato alla situazione politica italiana. Noi riteniamo che non sia quella la soluzione giusta, però questo non significa che noi condanniamo l'agire del Partito Sardo. Riteniamo che sia un partito fratello che sta facendo qualcosa di diverso da noi, ma non è certamente un nostro nemico. Senta, considerato che l'indipendenza, se arriverà, sarà frutto comunque di un processo molto lungo ed elaborato, per l'immediato, quali possono essere in estrema sintesi le prime cose da fare per venire fuori da questa situazione di crisi che sta sgretolando un'economia come la nostra, che già per sé era alle prese con croniche lacune mai colmate? Ci sono una serie di sovranità irrinunciabili. La prima sovranità è quella sulle entrate, cioè noi vogliamo che assolutamente le entrate fiscali della Sardegna siano gestite dalla Sardegna, 100%. Cioè vogliamo al 100%. Poi se gli spetta allo Stato italiano i 3 decimi, come gli spetta in base alla riforma dell'articolo 8, benissimo, gli diremo noi, ecco qua, questa è la vostra parte, il resto rimane qua e ce la gestiamo noi, perché se abbiamo delle fiscalità di vantaggio, delle zone franche da applicare, ce le applichiamo noi, siamo noi ad organizzarsi all'interno del nostro popolo. L'altra questione fondamentale è la sovranità sul credito, cioè oggi le imprese sarde non hanno più credito, perché l'ultima banca che noi avevamo, il Banco di Sardegna, ce l'hanno venduta praticamente alla BPER con delle cambiali in bianco nel 2001. Cioè praticamente quelle cambiali non sono mai state onorate, sono ancora lì sul tavolo della Fondazione Sardegna, che tra l'altro vogliono vendere l'altro 30% perché la BPER adesso ne ha il 51%. Cioè questa terra è rimasta senza credito non si fa impresa, senza impresa non si fa, non c'è nessun livello di prosperità, non si produce niente. Tutta l'industria, tranne la Saras, è sempre stata passiva, è nata passiva ed è stata soltanto una fabbrica di voti e una fabbrica di sindacato, insomma, non è servita ad altro tranne che ad inquinare l'ambiente, come poi già stiamo vedendo e constatando. Risposta secca, che cosa la preoccupa maggiormente delle riforme strutturali che il Paese si accinge ad affrontare e che sono unanimemente ritenute necessarie? I tagli alla spesa pubblica, ad esempio, hanno l'aria di essere soltanto all'inizio e chiunque andrà al governo non potrà esimersi da utilizzare le forbici. Qual è il pericolo maggiore? Il pericolo maggiore è che siamo noi l'ultima ruota del carro e saremo noi a pagare più duramente, perché tutti quei parametri che sembrano praticabili nello Stato italiano, nel continente italiano, qui diventano ancora più gravosi, perché gravati dallo stato di sudditanza della Sardegna. Quindi se un italiano pagherà che so 80, noi pagheremo 100. Grazie, in bocca al lupo per la campagna elettorale. Mi siano composto.